c'entro anch'io. Siamo tornati qui nel nostro vigneto insieme a voi per raccontarvi anche oggi in Centro Anch'io speciale Vini Bresciani un altro pezzetto di Capriano del Colle DOC che già avevamo fatto accenno in qualche precedente puntata, in una precedente puntata sui bianchi. Oggi però magari possiamo raccontare qualcosa sui rossi. Parliamo dei rossi, la DOC Capriano del Colle prevede bianchi, vini rossi. Ad esempio, per i vini rossi qual è il vitigno più coltivato a Capriano del Colle? Dammi un'indicazione, dammi un aiutino. Non so, un Merlot, un Sangiovese, un Marzemino, un Barbera, Merlot. Vai a chiedere ancora qualcuno. Ad esempio, il vino più prodotto a Capriano del Colle, qual è il vino più rappresentativo e più diffuso di Capriano del Colle? Non so, c'è il Capriano del Colle bianco di cui abbiamo parlato, il Capriano del Colle rosso, il Capriano del Colle Marzemino. Non fatemi far figuracce con Davide, non fatemi far figuracce. Eccoci qui, caro Davide, con i signori Claudio e Giuliana che abbiamo un attimino fermato a spasso qui in città. Voi siete della città, signori? No, siamo di Rezzato. Periferia. Este, e lo dicono anche con una certa punta di orgoglio e fanno bene. Come ve la cavate con i vini bresciani? Capite, sentite, siete assaggiatori? Ci piace il vino, ma non siamo dei grandi intenditori. Lei conferma? Sì, anche se abbiamo una figlia che è intenditrice molto. Notevole. Quindi è quella che quando viene a pranzo a cena da voi, ma non mi hai fatto trovare, dovete far trovare il vinello giusto accompagnato al piatto. Ci indica le varie cantine dove andare. Beh, ma dovrebbe pure darvi qualche soldino per andarlo a recuperare il vino, però. Questo è un altro discorso. Allora, la puntata di oggi è dedicata al Capriano del Colle DOC, quindi non siamo proprio dalle parti vostre di Rezzato. Dall'altra parte, qual è il vitigno secondo lei più coltivato nella zona di Capriano del Colle? Il Sangiovese, il Merlot o il Marzemino? Ma dovrebbe essere il Sangiovese. Lei conferma? Anch'io penso. Lei fa sempre quello che dice il marito, ma No. Tutt'altro. questo è il segreto per far durare la coppia. No, il Marzemino. Il Marzemino. È così, vai. Di un'altra zona. Attenzione, qual è il vino più prodotto nella zona di Capriano del Colle? Il Capriano del Colle DOC rosso, Capriano del Colle DOC bianco o, me l'hai appena detto, sarà sicuramente Capriano del Colle DOC Marzemino, rosso bianco? A questo punto dovrebbe essere il Marzemino, se lei mi dice che il Marzemino è tipico lì. Non lo so, guardi, non è che bisogna prestare molta fiducia a quello che mi scrive Davide. Qui c'è scritto Capriano del Colle DOC rosso. DOC rosso, buono. Buono? Preferisco i rossi ai bianchi. Tanto lei non deve dire nulla, è la figlia che decide. Ma io bevo anche. Va bene, Davide, a te, grazie. Bene, bravi Claudio e Giuliana, con la presenza ingombrante della figlia che non si vedeva, ma come tutti i personaggi importanti ci sono ma non si vedono. Sarete giudicati dalla figlia per le risposte sbagliate e preparatevi a un Natale di istruzione. Immagino già la figlia che entrerà in casa con la lavagna per spiegargli che il vitigno più coltivato di Capriano del Colle è il Marzemino e che il vino più prodotto a Capriano del Colle è il Capriano del Colle DOC rosso. Il Marzemino è il vitigno base per la produzione di Capriano del Colle rosso, si produce anche un Marzemino in purezza, ma in realtà più tradizionalmente si usano diverse uve, principalmente Marzemino, ma diverse uve compongono il Capriano del Colle DOC rosso. Allora figlia, ti lanciamo il guanto della sfida, vieni qui e ti sfidi con Davide Lazzari, vediamo poi chi vince. Mi manda il padre con un testa crocette e vediamo se poi avrà imparato dopo il Natale. Come sulla teoria per la patente. Va bene, interessante sta cosa, accompagniamolo magari anche con qualche piatto nostro. Le più versioni di Capriano del Colle, quindi ha più versioni di rosso, il Marzemino in purezza, ottimo, leggero, ottimo da aperitivo o da merenda, come diciamo, con 2 fette di salame. Non troppo larghe però, Devono stare in piedi almeno da sole, altrimenti che salame è? Cioè il bresciano deve stare in piedi la fetta di salame, altrimenti possiamo pensare a un Capriano del Colle rosso con il cotechino, Santo Stefano cotechino da noi, quindi ecco. Mamma cotechino. Già si mette 10 giorni che stai ai fornelli, mamma. Esatto. Oppure la versione riserva, il Capriano del Colle rosso riserva con il più grande e classico spiedo bresciano, che anche quello entra nelle case dei bresciani. Insomma, salami, cotechini, spiedi, vabbè, mi raccomando, almeno voi di fame. che questo si sfonda. Alla prossima, grazie, ciao. Ciao, grazie. C'entro anch'io.